Oggi si pedala, andando a percorrere la pista ciclabile delle Dolomiti, che attraversa due valli stupende, la Val di Fiemme e la Val di Fassa. Punto di partenza per noi è Molina di Fiemme e la nostra destinazione sarà Canazzei. Primo step a Tesero e qua ci concediamo la seconda colazione. Diciamo che per i chilometri che ci aspettano siamo ancora in fase di riscaldamento. Prossimo step Predazzo. Ed eccoci arrivati a Predazzo e continuiamo ora verso Moena. Siamo arrivati a Moena, adesso ci fermiamo, beviamo un po' d'acqua, mangiamo qualche cosa e poi continuiamo. Ci troviamo circa a un quarto del nostro percorso. Lasciamo ora l'abitato di Moena, che geograficamente si trova proprio al confine fra le due valli, quindi Val di Fiemme e Val di Fassa. Il prossimo abitato che raggiungiamo è Soraga, in Val di Fassa. Siamo quasi arrivati a Pozzo di Fassa. Abbandoniamo Pozzo di Fassa, paese delle terme.
siamo arrivati al traguardo, ci troviamo a Canazzei. Permettetemi di dirvi una cosa, il mio sedere è letteralmente lesso e quindi per tirarmi un po' su mi sono concessa un piccolo premio. Ok, adesso partiamo da Canazzei e facciamo ritorno verso Molina di Fiemme. Lasciamo alle nostre spalle la regina delle Dolomiti, la Marmolada, tutta bella innevata. Nei pressi di Soraga, sia nell'andata che nel ritorno, abbiamo fatto sosta in questo punto panoramico, perché si ha una bellissima vista sulle Dolomiti. Siamo ritornati alla base. Bella, davvero una bella pista ciclabile, soprattutto per la varietà del paesaggio. Si attraversano boschi, bellissimi prati, centri abitati e la pista è interamente costeggiata dal torrente Avisio. Mi raccomando, mentre state percorrendo questa bellissima pista ciclabile, non tenete lo sguardo soltanto fisso sulla strada, ma alzatelo, perché la vista sulle Dolomiti è davvero fantastica. La maggior parte del fondo della pista ciclabile è asfaltato, tranne in alcuni tratti che è sterrato. Stanchi ma pienamente soddisfatti di questa pedalata, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!